Anno horribilis per i consumi il 2012 per il Veneto, dove quasi tutti i settori hanno segnato una battuta d'arresto. Male le compravendite di auto, male i mobili e gli elettrodomestici per la casa, unico settore a registrare un anomalo segno più l'informatica con un più 2,5% contro un calo dello 0,6% nel resto d'Italia, con le città di Padova e Verona in testa alla classifica per acquisti. Insomma, niente auto né nuova né usata, ma al tablet i veneti non rinunciano. Una flessione di poco superiore a quella media nazionale che è stata del 12,9%. A pesare su questo risultato molto negativo la forte penalizzazione del comparto mobilità, dove si sono registrate flessioni di circa il 20% sia nel comparto delle 2 che delle 4 ruote. Diminuiscono i soldi a disposizione dei cittadini del Veneto, che registra un dato peggiore rispetto a quello medio italiano sul fronte dell'indebitamento delle famiglie. Una famiglia veneta è indebitata per circa 20.700 euro, 2.000 euro in più rispetto alla media italiana, con Treviso in testa con 22.778 euro e Belluno e Rovigo in coda con poco più di 15.000 euro. Differenze a livello veneto che si registrano anche sulla capacità di spesa. Venezia e Rovigo sono le due province che hanno sofferto meno il calo della spesa per durevoli, mentre Vicenza, Belluno e Padova sono quelle che hanno accusato di più il calo della spesa per acquistare veicoli, mobili ed elettrodomestici. E sul fronte fiducia la famiglia e la società civile, non la politica in caduta libera, sono fondamentali per i veneti in tempi di crisi.